Buonasera e ben ritrovati a 7 Sera. Allora siamo al primo lunedì di dicembre, per cui siamo già veramente in atmosfera invernale. È arrivato il gelo ed è arrivata anche l'influenza, per cui è decisamente arrivato il momento di combatterla, come in una maniera assolutamente naturale. Ne parliamo insieme a Daniela Malagò, medico chirurgo specializzata in ematologia, esperta in omeopatia, omotossicologia e medicina funzionale. Buonasera e benvenuta. Buonasera a voi. Allora, l'ho detto, l'influenza è qui, ogni anno ce n'è una sempre diversa, sempre peggio e rischiamo di non scampare mai. Allora, perché? Cosa succede? Soprattutto quest'anno, che cosa ci aspettiamo? Qualcosa è già arrivato, ma quali sono i virus che ci attaccheranno? Allora, quest'anno i ceppi che sono stati individuati sono 3, oltre all'H1N1 che è un virus che ci sta accompagnando già da qualche stagione, un virus del ceppo B e un virus sempre del ceppo A definito H3N2. In realtà sono 2 ceppi che sono già stati presenti in anni precedenti, ma quest'anno sono presenti con delle mutazioni. Quindi si prevede che ci sia un interessamento della popolazione superiore a quello degli altri anni. Infatti il primo ceppo, il di tipo B, è già stato isolato in un paziente già a novembre, quindi vuol dire che è presente e può assolutamente infettare e diffondersi, mentre invece per il tipo A le previsioni sono a dicembre. A dicembre hanno stimato un numero che va dai 4 ai 6 milioni di italiani colpiti da influenza, quindi Ecco, allora, direi che è abbastanza. tantissimi, ma tra questi 4-6 milioni di italiani ci sono ovviamente delle fasce più a rischio che quest'anno sono ancora più a rischio. Di solito si parla di bimbi e di anziani, allora invece quest'anno come siamo messi? Allora, tendenzialmente le fasce più a rischio sono quelle dei bambini, soprattutto i più piccoli, in quanto non sono venuti a contatto con il ceppo virale, quindi non c'è una difesa pronta, quindi una prima infezione sicuramente ha un impatto più forte per l'organismo. Quindi sono quelli più soggetti ad ammalarsi e in forme che possono essere anche più forti. È ovvio, un sistema immunitario che funziona bene riesce a superare tranquillamente un impatto di un virus, però bisogna essere molto cauti, insomma, non portare il bambino fuori anche se ha la febbre, ma insomma degli accorgimenti proprio per evitare quelle che sono le complicanze. Certo, assolutamente, allora più che mai... Nell'anziano invece il problema è che ci troviamo di fronte a un sistema immunitario deficitario, sia fisiologicamente che spesso legato alle patologie dell'anziano, delle patologie croniche e tutti i farmaci che l'anziano assume. Certo, per cui se si incorre nell'incontro con questo virus, allora massima attenzione, ma soprattutto è fondamentale sempre parlare di prevenzione. Allora in questo caso si può, con l'influenza non è poi così difficile. Allora si sente spesso parlare di vaccino, quest'anno si fa, quest'anno è rischioso vaccinarsi. Allora non entriamo in merito a questi discorsi che sono un po' complessi, ma con lei magari ci dedichiamo a un percorso di prevenzione naturale. Prima di tutto cerchiamo di capire bene che cosa succede al nostro organismo quando ci ammaliamo. Allora lei ha parlato di sistema immunitario che può essere deficitario negli anziani, che può essere non ancora formato del tutto per i piccoli, ma è un sistema immunitario che si può allenare a reagire, come si può aiutarlo? Allora, il sistema immunitario più che allenarlo a reagire bisognerebbe mantenerlo sano da sempre. Cioè evitare che vada incontro a delle situazioni deficitarie. Nel nostro mondo è estremamente difficile perché già lo stress è un motivo più che sufficiente per abbassare le difese immunitarie. Lo vediamo noi stessi nei momenti in cui abbiamo speso molta energia, spesso nel periodo in cui allentiamo ci facciamo sempre un qualcosa di acuto o praticamente offriamo il fianco a un'infezione. Questo credo che l'abbiamo sperimentato tutti nel nostro... Quindi già questo ci pone in una situazione un pochettino deficitaria. Quali sono le prevenzioni da fare? Sicuramente il vaccino è una delle prevenzioni che possono essere utilizzate e questo... ognuno deve rivolgersi al proprio medico curante per valutare la scelta ottimale.
per soggetti che non presentano particolari problemi possono essere utili dei mezzi del tutto naturali ed efficaci. In campo naturale abbiamo tante possibilità. Tra questi c'è la papaya fermentata. Ecco, si sente tantissimo parlare di qualcosa preso da alimenti, allora da frutta, da verdura. La papaya è un po', diciamo, il trend di quest'ultimo periodo, però quello che serve capire è come mai una papaya fermentata, allora si dice mi fa bene la papaya, come per esempio poteva far bene la vitamina C, va bene, può andare bene l'arancia, allora mangio la papaya. No, perché non può valere lo stesso discorso. Non vale lo stesso discorso perché purtroppo sappiamo tutti che la frutta, per quanto debba essere mangiata e non deve mancare mai alle nostre tavole, però ha perso come potere nutrizionale frutta, verdura, un po' tutti gli alimenti, quindi non sono più sufficienti soltanto con l'assunzione, non è più soltanto legata all'assunzione di cibo, perché siamo in uno stato carenziale. La papaya fermentata perché? Perché la papaya fermentata ha una lavorazione particolare che è appunto la fermentazione, una lunga fermentazione perché dura 10 mesi, per cui si vengono a formare delle sostanze biologiche naturali che hanno il potere di regolare il nostro sistema immunitario. Non è soltanto legato all'apporto di vitamina C, per esempio, che può dare un frutto o qualsiasi altro frutto, insomma, o qualsiasi altra integrazione. L'efficacia sul sistema immunitario è legato proprio alle sostanze che in parte non sono ancora state del tutto identificate, per cui noi vediamo l'effetto generale, ma che sono legate a questa capacità di modulare il sistema immunitario. Non è uno stimolo che io devo forzare, devo modularlo affinché riesca a ritrovare un proprio equilibrio, una propria efficienza. Allora, su un adulto la papaya mi lavora su due aspetti, non solo sull'aspetto immunitario diretto con queste sostanze che possono interagire per esempio nella produzione di lisozima o di immunoglobuline A, che sono i primi fattori che intervengono a livello del cavo orare per interagire con batteri o virus. Questo è stato dimostrato scientificamente con dei lavori. Ma mi lavora sullo stress ossidativo, mi lavora sui radicali liberi, che sono tutti fattori che mi vanno ulteriormente ad incidere e ad alterare, ovviamente in peggio, il mio sistema immunitario e la mia reazione di difesa. Certo. Allora, l'assunzione di rimedi che contengano quello che ci ha appena spiegato e abbiano quindi questo effetto è però attuabile da tutti, nel senso in tutte le fasce di età, quando si parla di rimedi naturali ci sono dei limiti e delle controindicazioni, per esempio abbiamo detto i piccoli, allora loro sono per esempio preparati a prenderli, oppure ancora ci sono dei momenti in cui non lo si deve nemmeno più fare perché siamo troppo oltre, può succedere? No, assolutamente no, perché nei piccolini, questa è un'esperienza mia personale, nei bambini si danno assolutamente, si riduce magari la dose, quindi si può dimezzare o ridurre a un terzo la dose, ma può essere presa tranquillamente. Nell'anziano ha maggior ragione perché va a sostenere tutto il sistema. Non solo, siccome nell'anziano abbiamo un deficit di reazione immunitaria, quindi per esempio può essere associata nel momento in cui si fa una vaccinazione anti-influenzale tradizionale, semplicemente per avere e aiutare quella risposta immunitaria che magari potrebbe essere più lenta o meno efficace. Certo. Quindi assolutamente controindicazioni non ce ne sono, per esempio neanche per i diabetici, perché non ci sono aggiunte di zuccheri, quindi non interferisce né con la glicemia, ma non interferisce neanche con altri farmaci. E si può pensare come per i farmaci normali ad un percorso di cura definito, oppure
al bisogno, nel senso che impariamo ad ascoltare il nostro corpo, impariamo a capire quando siamo carenti, quando magari lo stress sta anche prendendo il sopravvento, per cui abbiamo bisogno di un piccolo aiuto in più, e quindi interveniamo in quel momento. Dobbiamo pensare proprio a dei momenti di aiuto e di supporto del nostro organismo e del nostro sistema immunitario. Allora, la buona indicazione sarebbe, se ognuno di noi conosce la propria capacità, come dico sempre ai miei pazienti, individuare il momento in cui si accende la spia rossa della riserva. Allora, perché il corpo dà dei segnali, quindi in quel momento lì, se si percepisce, si deve andare a integrazione, proprio per evitare degli effetti poco piacevoli da un punto di vista di patologie magari acute. Altrimenti si può scegliere di fare una terapia ciclica durante l'anno, in modo da mantenere il sistema sempre allertato. Certo, questo è il momento più opportuno, perché con il freddo i problemi ci sono, non solo dell'influenza, ma non dobbiamo dimenticarci di tutti i virus parainfluenzali che non vengono assolutamente coperti con il vaccino, ma che sono particolarmente fastidiosi. Quindi una difesa immunitaria efficace, non specifica per il ceppo virale, ma di un sistema che allertato riesce a rispondermi prontamente a tutto quello che viene a incontrare. Che insomma ci dia una struttura più forte, ecco, un po' questo. Ecco, gli ultimi 10 secondi prima di concludere li dedichiamo a chiarire le idee sul fatto che tutti i farmaci di sostegno di questo tipo, tutti i farmaci naturali, non siano un invece ai farmaci tradizionali, ma possono essere un supporto in più, per cui non vanno ad essere collaterali se presi insieme, l'ha detto lei prima, la vaccinazione magari sugli anziani, benissimo, e poi un sostegno maggiore, ecco questo. Assolutamente no, io ritengo che il fai da te non va bene né sui farmaci tradizionali, ma neanche sui sistemi naturali, proprio perché sono efficaci. Va concordato col medico che di solito uno sceglie la terapia che è più opportuna per quel paziente, per le condizioni in cui si trova quel paziente in quel momento. Un aiuto va bene, ma poi rivolgersi agli specialisti del settore. Benissimo, allora io la ringrazio infinitamente, dottoressa. Grazie. Malago, cercheremo di sconfiggere l'influenza virus. Giriamo armati. Sì, armati assolutamente, con tutti i rimedi anche naturali. Allora, grazie anche a voi. Adesso c'è un pochino di pubblicità, però restate con noi perché parliamo di una problematica che stravolge veramente tantissime vite, e soprattutto quelle dei giovani, per cui state qui. A tra poco.